diritto alla salute è un diritto individuale, a dirlo è la Costituzione italiana, ma a sottolinearlo è il sindacato pensionati della CGIL. Nell'immaginario collettivo le case di riposo sono solo un luogo dove si consuma l'ultima parte della propria esistenza, che salgono alla cronaca solo per l'aumento delle rette o il licenziamento dei lavoratori. Lo SPI CGIL vuole però sensibilizzare la gente sulla necessità di costruire un diritto alla salute partendo dalle risorse del sistema. Il primo di 7 convegni nell'ambito della campagna Aprite quelle porte si è tenuto martedì 9 ottobre a Treviso. In questi luoghi ci sono professionalità e persone, lavoratori che possono esprimere veramente un valore aggiunto per l'utenza e non solo per l'utenza ma per il territorio nel suo insieme. Quindi pensiamo che si possa effettivamente fare un salto di qualità per cercare di migliorare le condizioni dei pazienti e non solo. Le persone anziane che hanno più di 70 anni in provincia di Treviso sono 123.000. Le case di riposo, ora centri di servizio, sono in grado di raccogliere 4.200 persone. Noi stimiamo che altre 8.000 circa abbiano il sostegno della rete familiare, in molti casi ci sono le badanti, spesso clandestine, e poi ci sono dei piccoli privati che stanno mettendo in piedi delle casette dove tengono 3-4 anziani assieme. La crisi economica e le sue politiche basate sui continui tagli alla sanità e al sociale limitano il diritto alla salute. La sfida che lo SPI CGIL si propone chiama in causa politici e dirigenti regionali, tecnici delle ULSS, responsabili delle strutture nonché i familiari degli ospiti, per un dibattito della cura dentro e fuori dalle residenze. La nostra campagna intende riproporre al centro dell'attenzione la persona in ogni luogo in cui essa si trovi a vivere. Il tema delle risorse è un tema molto delicato e molto importante. Sono risorse che arretrano, destinate al welfare, sia per la parte sanitaria sia per la parte sociale. Allora noi, accanto alla rivendicazione di assicurare al welfare le risorse necessarie, chiediamo a tutti i soggetti un grande sforzo per ripensare il welfare. Noi abbiamo bisogno di ricomporre la geografia regionale, perché non ci sono confronti con la Regione Veneto, con gli assessori competenti di riferimento Sennagiotto e Coletto, quindi facciamo anche fatica ad avere la dimensione dei problemi che abbiamo nel territorio. Quindi abbiamo deciso, invece di fare un'iniziativa unica a livello regionale, di ricomporre il puzzle andando a farle con una lettura di come sono le situazioni dei servizi, non solo delle case di riposo ma dell'attività di cura territorio per territorio. Un ulteriore approfondimento del tema andrà in onda nel talk show settimanale di TV7 con voi, speciale sera, dalle 21 alle 23 su TV7 Triveneta, in un dibattito in merito all'assistenza agli anziani e alle potenzialità delle strutture del sistema di welfare locale.